Va ora in onda Filo Diretto. A voi la linea. Grazie a tutti gli ascoltatori e soprattutto alla nostra Radio Libertà, che consente, come sempre, ripeto, a noi di potervi, credo, essere utile, specialmente oggi che c'è l'inizio proprio del nuovo codice della strada. Quindi noi siamo l'associazione di volontariato, ufficio rapporti sociali, ci troviamo a None, in via Volvera 3, che operiamo il martedì, il mercoledì, giovedì e venerdì dalle 14 alle 16, e lì voi troverete tutti i professionisti volontari a disposizione e al servizio del cittadino. Quindi qualunque problema abbiate potete telefonare al 328 07 15 232, prenotare la visita eccetera, perché non tutti sono comodi ad arrivare, quindi è giusto che quando vengono si muovano e trovano il personale adatto a dare le loro risposte. E terzo punto, oggi adesso saluterò Arturo che è entrato in collegamento, poi gli dirò un po' a livello di automobilista e di cittadino la novità del nuovo codice della strada come la vedo io. E lui, come grande politico della città di Moncalieri e del Piemonte, perché è uno dei più anziani e grandi politici, darà le risposte tecniche e politiche. Ciao Arturo, ci sei? Ti rubo un secondo e poi ti leggo di che cosa sarai vittima oggi. Ciao Arturo. Ciao Luigi, un saluto agli ascoltatori, un ringraziamento alla nostra radio e alla regia che ci consente di andare in onda. Ma vorrei aggiungere una cosa, che oggi entra in funzione il nuovo codice della strada, però c'è anche una brutta notizia per gli automobilisti, perché il governo in una proposta avanzata non so da chi ha proposto di aumentare le tariffe autostradali. Quindi se viene inserita nella finanziaria ci troveremo un aumento di queste infrastrutture, del costo di queste infrastrutture, che oramai ha raggiunto livelli a mio giudizio inaccettabili, perché in tutta Europa non ci sono le autostrade care di più. Quindi un'ulteriore tassa sull'automobile che non fa bene alla nostra economia, non fa bene in questo momento di crisi dell'automobile, dove i cittadini sono costretti a subire un incremento di costi vuoi per tutto, e sopportare ancora questo arbitrio di un incremento delle tariffe autostradali, quando sappiamo tutti, noi in Piemonte in particolar modo, lo stato in cui versano queste autostrade. Basta fare la Torino-Savona, una delle autostrade più care del Piemonte, che viene aumentata nonostante oramai non sia più un'autostrada ma un cantiere continuo da Ceva, da Mondovì fino a Savona. Inoltre noi in Piemonte abbiamo subito la beffa di avere una tangenziale a 3 corsie per senso di marcia, e proprio perché le società non gestiscono bene la manutenzione hanno abbassato i limiti da 130 a 110, e questo fa strage di automobilisti che non lo sanno, perché uno immagina, se uno arriva da altre parti d'Italia o dall'estero, uno immagina che in un'autostrada a 3 corsie si debba andare ai 110, questo vuol dire un ulteriore aumento di costi e un contributo non dovuto da parte degli automobilisti alle casse di queste società, perché questi aumenti io non lo so a chi vadano a finire. È un aumento, non sappiamo se questo va a vantaggio di queste società autostradali o se va a vantaggio della fiscalità generale. Quindi Luigi, è una notizia che a me ha fatto estremamente arrabbiare, e mi sono sentito d'obbligo doverla dire ai nostri ascoltatori, ai quali forse sarà sfuggita questa notizia. Ti ripasso la linea, Luigi. Mi ripassi la linea, ma io te la rimando poi subito tra poco, perché c'è anche il problema dei parcheggi a Torino Centro, che per i 3 giorni festivi di dicembre si pagherà la sosta nelle strisce blu dal 15 dicembre, che è domani, e anche domenica 22. Vedi che sta tranquillo. Allora entriamo con la norma da tecnico automobilista e tu poi da
politico specialista. Allora ricordiamo, signori, che il codice della strada da oggi ci sono le nuove regole e iniziano, io lo parlo da cittadino, Arturo tu parlerai da tecnico e da politico. Allora, multa fino a 6.000 euro per chi guida in stato di ebbrezza. La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000, revoca o sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno per chi abbandona gli animali in strada. Poi si avvicina l'entrata in vigore appunto da oggi e che parte infatti la stretta su chi guida in stato di ebbrezza, telefonini al volante e ritiro della patente. La sanzione per chi guida con lo smartphone andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro. In caso di recidiva la multa lieviterà fino a 1.400 euro e la sospensione della patente potrà arrivare a 3 mesi. Per la guida in stato di ebbrezza, la sanzione a seconda del tasso alcolemico andrà da 573 a 6.000 euro, con sospensione della patente fino a 2 anni e pene detentive da 3 mesi a 1 anno. Sanzione da 173 a 694 euro inoltre a chiunque superi di oltre 10 km orari, caro Arturo, e di non oltre 40 km orari i limiti massimi di velocità se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato e per almeno 2 volte nell'arco di 1 anno. La sanzione è innalzata fra 220 e 880 euro con sospensione della patente da 15 a 30 giorni e ancora revoca o sospensione della patente da 6 mesi a 1 anno per chi abbandona gli animali in strada, obbligo per gli automobilisti di mantenere 1,5 metri di distanza quando sorpassano una bicicletta, obbligo di targa, casco, assicurazione per monopattini, 3 anni di divieto di guida di auto potenti per i neopatentati. Qui stiamo parlando di multe, di cose che si aspetta da domani, cioè a partire da oggi addirittura, mentre invece non parlano dei disoccupati, dei licenziati, delle aziende che chiudono, che la gente non sa più cosa fare. Poi le principali altre novità, caro Arturo, telefonini al volante, la sanzione per chi guida con lo smartphone, spiegali Arturo, andrà da un minimo di 250 euro a un massimo di 1.000 euro, cioè qui parlano di migliaia di euro come fossero le noccioline quando avevamo i centesimi nel 1930-40 durante la guerra mondiale. Quindi viene inserita anche la sospensione automatica di 1 settimana se si viene sorpresi col telefono al volante e sulla patente si hanno almeno 10 punti. Questo vale anche per chi viene sorpreso senza cinture o contromano. Aspetta, ce n'è ancora un pochino, stai tranquillo. Tutte le ipotesi di guida in stato di ebbrezza portano alla decurtazione di 10 punti dalla patente. Tra le sanzioni c'è anche l'obbligo di installare sulla macchina l'alcolock. Tu spiega cos'è, perché io non capisco niente. Guida sotto effetto di stupefacenti, tolleranza zero per chi fa uso di stupefacenti. Qui non ci va una scienza, perché rovina anche la salute. Quindi chi viene trovato alla guida drogato non dovrà più necessariamente essere in uno stato di alterazione psicofisica, ma basterà che risulti positivo ai test. Non sono compresi in queste sottospecie i consumatori di cannabis terapeutica, io non so cosa sia, cannabis non lo conosco. Poi c'è l'eccesso di velocità, caro Arturo. Sanzione da 173 a 694 euro a chiunque superi
di oltre 10 km orari e di non oltre 40 i limiti massimi di velocità. Se la violazione è compiuta all'interno di un centro abitato, come ho detto, la sanzione andrà da 2,20 a 880 euro. E poi c'è la circolazione urbana e ZTL, anche qui da spiegare, perché le limitazioni alla circolazione urbana potranno essere imposte solo se sussistono congiuntamente le esigenze di riduzione di emissioni inquinanti e di tutela del patrimonio culturale e di tutela del patrimonio artistico, ambientale, naturale. Guarda come siamo ridotti a Torino. Quindi nel rispetto dei criteri di adeguatezza e proporzionalità è tenuto conto comunque delle esigenze di mobilità e della tutela della produzione. Poi finalmente aiutiamo anche gli animali, perché revoca o sospensione della patente da 6 mesi ad 1 anno per chi abbandona gli animali in strada. Inoltre si rischiano fino a 7 anni di carcere se questo caso un incidente con morti o feriti. Poi mi dirà fino a che punto è vero quello che sto dicendo e che sarà realizzato. Poi c'è le bici monopattini, quelle che tu ami, Arturo. Più tutele per i ciclisti, oltre all'aumento delle piste ciclabili, cade l'obbligo per gli automobilisti di mantenere 1,5 metri quando dicono di distanza quando sorpassano una bicicletta. Spiegami come facciamo sulle strisce bianche. Per i monopattini invece scatta l'obbligo della targa che tu hai chiesto, vedi che ti hanno dato retta, casco e assicurazione, ma bisognerà aspettare i tempi tecnici dei regolamenti attuativi, quindi tecnicamente mi dovrei rispondere quando sarà realizzato quello che parte da oggi già come multe. Oggi prendo la multa, però bisogna vedere quando sarà realizzata la giustificazione. L'autovelox, perché così finisco, nel caso in cui si apprendano più multe nello stesso tratto stradale, Arturo, in un periodo di tempo di 1 ora e di competenza dello stesso ente, si paga una sola sanzione, quella più grave è aumentata da 1/3. Io ti ho detto qualcosa, forse ti ho casinato, però questo è di oggi, Arturo, di 14 marzo 2024, ore 11, partono da stamattina, quello che ti ho detto. Adesso divertiti tu fino alla metà della trasmissione, perché poi c'è altra roba, c'è anche l'esame di guida che Salvini cambia la pratica e poi i parcheggi che ti ho detto, che dobbiamo leggere queste cose. Ti lascio la parola, Arturo, mi riposo io, vai. Sì, fai bene a elencare queste cose e anche noi dobbiamo dare una chiave di lettura critica, se no non ci chiameremo Radio Libertà. Quindi, nonostante la filosofia che ha portato alla modifica del codice della strada sia una filosofia condivisibile e corretta, noi dobbiamo sottolineare anche alcuni punti critici di questa procedura. Le norme che hai letto sono tutte norme di civiltà e che i paesi civili in qualche modo adottano, applicano. Purtroppo in Italia questo termine civile vale solo per alcuni tipi di cittadini. Molti cittadini che non sono civili continueranno ad agire come si faceva prima di queste norme inserite nel codice, e tutte queste sanzioni che spaventano il cittadino onesto che per una volta sbaglia e che quindi si trova a dover pagare queste cifre enormi che tu hai indicato, non valgono per chi invece continua a non pagare le multe e continuerà a non pagarle. Possono aumentarle anche decine di milioni di euro che porteranno solo a una sofferenza dei cittadini normali e onesti che pagano la maggior parte delle multe. Per una parte della cittadinanza queste norme faranno ridere, no? E non vorrei passare per populista, ma ci sono molte categorie di cittadini che di queste norme se ne infischiano. C'è da fare una riflessione. Noi proponiamo con queste sanzioni, da un lato, una maggior sicurezza nelle strade, questo è condivisibile, ma dall'altro abbiamo 2 punti critici e un incremento di tassazione per i cittadini. Cosa succede? In un momento così di crisi
dove molta gente rimane a casa col lavoro. Le entrate tributarie per i comuni diminuiscono perché l'addizionale IRPEF diminuisce, perché diminuiscono gli stipendi, diminuiscono i lavoratori che pagano questa cosa. Cosa hanno trovato i comuni per compensare la riduzione di entrate tributarie dei cittadini e dei lavoratori? Aumentano le sanzioni sulle autovetture. E allora quello che tu dici, mettiamo più autovelox, più semafori che elevano sanzioni, più sanzioni per i divieti di sosta, perché anche quelli andranno ad aumentare. Quindi una serie di provvedimenti che portano a un incremento delle entrate tributarie che vanno a compensare la riduzione degli introiti per via della crisi economica. Noi a Torino la tocchiamo con mano, la crisi dell'automobile e la crisi dei lavoratori. Ebbene, i nostri invece amministratori pensano bene non di tagliare le spese, perché se in una città come la nostra c'è una crisi sociale, una crisi economica, uno penserebbe taglio le uscite, no? Per un anno evito di fare alcune manifestazioni dispendiose o di finanziare provvedimenti per cercare di non aumentare le entrate tributarie e fiscali. Invece no, quelle cose si debbono mantenere perché nei nostri comuni la base elettorale delle amministrazioni vivono di queste cose, creano il consenso con queste cose, lo sappiamo tutti, e allora bisogna mantenere l'introito, il gettito fiscale, e la soluzione migliore è quella di aumentare le opportunità o le occasioni di sanzionare gli automobilisti, perché gli automobilisti sono quello che noi chiamavamo nella vecchia Lega Nord la gallina delle uova d'oro. Oramai non è più il Nord la gallina delle uova d'oro, sono diventati gli automobilisti. Il caso emblematico è quello di Moncaglieri, dove la Corte di Cassazione ha dato torto al comune per un semaforo che rilevava le sanzioni col rosso, ma chi è arrivato in Cassazione sono solo pochi individui, pochi ricorrenti. La gran massa, migliaia e migliaia di cittadini hanno pagato per non sobbarcarsi onerose spese legali, no? Per cui i comuni fanno i forti con i deboli e i deboli con i forti, no? Quindi si sottomettono magari agli Agnelli o agli Elkann e dall'altra parte però fanno i forti con gli automobilisti, e quindi avendo sanzionato migliaia e migliaia di automobilisti e di cittadini che hanno pagato per una cosa che non avrebbero dimostrato dalla Cassazione, non avrebbero dovuto pagare. Allora non c'è nessuno che si scandalizza di queste cose, perché oramai il modo di pensare è quello che, come dicevo prima, gli automobilisti sono la nuova gallina delle uova d'oro, e quindi tutte queste nuove norme, queste nuove sanzioni che sono imposte, come dico, andranno a compensare la riduzione del gettito dovuto alla crisi finanziaria. Dall'altra andranno a far pagare i soliti, perché molti, quelli che non pagavano prima, non pagheranno neanche ora. Poi c'è da dire un'altra cosa, che queste sanzioni sarebbero lodevoli, avessimo un sistema di controllo della viabilità non solo effettuato tramite strumenti elettronici di rilevazione delle targhe, e quindi multe molto facili da dare e non a titolo di prevenzione. Quindi tu emetti una norma, ma sai che per molte di queste norme le applicherai solo in caso di incidente, quindi serviranno le assicurazioni, serviranno i tribunali poi per capire di chi è la responsabilità, ma non servono a prevenire, perché se non ho un controllo capillare del territorio, come non è quello italiano, perché vediamo il presidio delle forze dell'ordine non esiste solo in alcuni casi, è molto raro, e quindi molte sanzioni non le applicherai. Cioè mettere una sanzione enorme per un divieto di sorpasso quando sai che
non c'è mai, io sfido chiunque a conoscere qualcuno che è stato multato per, ad esempio, il divieto di sorpasso è solo una delle norme, ma ce ne sono migliaia di altre, uno che è stato multato per un divieto di sorpasso. È molto più facile multare uno per un divieto di sosta perché non devi stare a discutere col cittadino, è molto più facile notificare una contravvenzione per un limite di velocità come quelli che ricordavi tu, che supera i 10 km all'ora, no? Quindi abbiamo le strade che hanno hanno dei limiti ridicoli, perché almeno all'estero sono severi, hanno però un controllo capillare del territorio e soprattutto hanno dei limiti non ridicoli, sempre per non mettere il coltello nella piaga. Ad esempio, tu paghi un'autostrada adesso aumentata come la Torino-Savona e poi per chilometri e chilometri hai un limite di velocità di 60 km all'ora su un'autostrada che dovresti percorrere a 130, e sai benissimo che a 60 all'ora su un'autostrada, anche in presenza di un cantiere, non puoi rispettarli, perché già un autotreno li supera, no? Oltretutto questi limiti mettono anche in difficoltà quello che ricordavi tu nei centri abitati, il trasporto pubblico urbano, perché abbassando i limiti abbassi anche la velocità di percorrenza dei mezzi pubblici. Allora le città come Torino, che in tema di servizi pubblici lasciano molto a desiderare, noi abbiamo una sola linea di metropolitana leggera perché noi siamo light per essere moderni e non abbiamo altri mezzi che non siano i tram e gli autobus. Allora tu abbassi i limiti di velocità e abbassi anche per il servizio pubblico, quindi i cittadini verranno penalizzati anche per quel motivo. Quindi sono provvedimenti che in qualche modo dovrebbero essere calati sulla realtà delle nostre città e soprattutto io direi anche in questo caso attuare un federalismo del codice della strada, perché non è possibile che in una parte del nostro paese si rispetti tutto e si osservino queste norme. Basta spostarsi in alcune zone dove queste norme, anche quelle precedenti, figuriamoci quelle nuove, hanno difficoltà a essere osservate. E allora o si adottano due pesi e due misure, quindi o c'è la certezza anche in questo caso della pena, o se no a essere, diciamo, raggirati sono esclusivamente i cittadini normali, quelli che pagano le tasse, che sono rispettosi delle leggi. Questo è quello che mi sento di dirti, Luigi. Poi se tu vuoi aggiungere qualcosa, aggiungi pure. Sì, c'è da aggiungere, visto che tu devi rispondere, è vero che sei architetto, quindi, però io dico politicamente. Parliamo di quello che c'è a Torino, poi nella seconda parte c'è il problema degli esami di guida che Salvini nel 25 cambia più, vabbè, poi lo leggiamo. Adesso volevo dirti, ma politicamente che risposte dai quelli che vengono da noi, perché martedì te li trovi? Allora, Torino Centro per 3 giorni di dicembre ci pagherà la sosta delle strisce blu, quindi io voglio una risposta politica. Allora, a Torino torna la sosta a pagamento all'intera area centrale, tra virgolette c'è scritto tutte le sottozone A, spiegherai cosa sono e dove sono, in occasione delle festività natalizie. Quindi le strisce blu che di solito non dovresti pagare, allora, nelle settimane che precedono il Natale, per parcheggiare in centro sugli stalli delimitati dalle strisce di colore blu, si dovrà pagare anche nelle giornate di domenica 15 dicembre, domani, e domenica 22 dicembre. Perché il provvedimento assunto, ecco perché devi politicamente intervenire, dalla Giunta Comunale nella sua riunione di martedì si propone di favorire la rotazione delle auto negli stalli di concomitanza
delle aperture festive e le attività commerciali, migliorando la mobilità dell'area e supportando la rete commerciale turistica. Quindi, dove il parcheggio è gratuito, la gente arriva più facilmente, felice di avere il proprio mezzo a disposizione per trasportare i pacchi, che sotto Natale possono essere anche numerosi e molto voluminosi, quindi pensa che traffico che abbiamo. Qui questo è il commento di Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom Confcommercio Torino, perché, come dimostra anche il modello della grande distribuzione, il parcheggio libero è parte integrante e stimolante dell'esperienza di acquisto. Quindi offrire questa possibilità durante le domeniche natalizie in particolare sarebbe un importante sostegno per il commercio di prossimità. In un periodo cruciale come quello delle festività, quando molti negozi fanno parte significativa del loro fatturato annuale, ogni misura che agevoli l'accesso può fare la differenza. Aspetta Arturo rispondere. Diamo la parola per l'intervento della mezza trasmissione e poi nella seconda parte rispondi, perché qui voglio una risposta politica su questo pagamento delle strisce blu per i parcheggi. A voi studio. La tua radio è ascoltabile anche con la televisione in digitale. Sul telecomando della televisione digitale o del tuo ricevitore digitale puoi scegliere se vedere la TV o ascoltare la radio. Risintonizza i canali radio e troverai anche Radio Libertà, canale 252. A voi la linea. Ecco, adesso Arturo, penso che hai capito cosa ti volevo chiedere. Voglio una risposta politica, perché quelle che ci ascoltano sono anche persone che magari non è che trasportano quintali di patoloni, regali. Cioè, come la vedi questa storia qui, che a Torino i parcheggi nel Torino Centro, anche sulle discipline, i giorni di domenica, le 3 domeniche praticamente, quella scorsa, domani e l'altra dobbiamo pagare per andare a fare magari la spesa, a comprare qualcosa? Che ne dici? Ho sbagliato, ho letto male, mi sono espresso male, non ho capito cosa dice la gente. Arturo, vai. Purtroppo hai letto bene, ma questa è la filosofia dell'amministrazione comunale di Torino, che sotto la spinta di un incremento, di un probabile incremento degli introiti per i parcheggi, non c'è né Natale né Pasqua. Magari potrebbero evitare la sosta durante il Ramadan, perché così questi che sono accoglienti, sono aperti in quel periodo, magari per agevolare appunto la preghiera, magari immagineranno in quel momento lì, visto che la gente deve pregare, di non far pagare la sosta. Ma al di là delle battute, questo va nella direzione che sotto un'egida di rotazione per i negozi non fa altro che punire i negozi. Fa bene la Presidente dell'Associazione dei Commercianti a sottolineare questo fatto, però io mi chiedo dove queste associazioni siano durante la campagna elettorale che hanno portato a vincere questa amministrazione, visto che vuoi una risposta politica. Allora, tutte queste associazioni, perché non si schierano in campagna elettorale e chiedono ai candidati cosa pensano di queste cose, dell'incremento degli introiti per le soste, cosa pensano dei semafori che in qualche modo rilevano i passaggi con rosso, con tutto quello che porta. In campagna elettorale sembrano muti, non si sente, non proferiscono parola e non chiedono cosa pensano i partiti politici di questo fatto. Il problema è chiaro, questi amministratori preferiscono, visto in questo momento di crisi, favorire i centri commerciali all'esterno della città, così i clienti non vengono a rompere le scatole
ai residenti della ZTL, che così possono girare con i loro monopattini, con le loro biciclette nei centri, e non hanno il popolo che viene a fare acquisti in centro, ma va nei centri commerciali dove ci sono i parcheggi comodi, dove sono soprattutto gratuiti, e così loro possono girare indisturbati per il salotto delle città senza avere il proletariato tra i piedi che gira per fare acquisti. È una scelta ideologica che abbiamo segnalato più volte e che in qualche modo sottolinea come questa ideologia porta a incriminare l'automobile di tutti i mali. Purtroppo, e lo assistiamo, favoriscono anche loro la scelta delle auto elettriche, perché ci sono molti più spazi per parcheggiare le auto elettriche, le colonnine di ricarica, quindi chi ha la possibilità di permettersi un'auto elettrica ha anche la possibilità di parcheggiare a volte gratis, no? Gratuitamente può entrare nelle zone proibite agli altri veicoli. È chiaro, una discriminazione. È una discriminazione verso i cittadini che non si possono permettere il lusso di avere un'auto elettrica. Purtroppo hanno vinto le elezioni e il loro programma era chiaro, e lo vediamo nelle città. Io amministro Moncaglieri, sul programma elettorale c'era chiaramente scritto che l'amministrazione voleva mettere i parcheggi a pagamento in tutto il centro e chiudere il centro storico. Adesso i commercianti si lamentano perché questa scelta ha penalizzato notevolmente le vendite e gli acquisti, anche perché sono scelte che non sono programmate e pianificate con altri interventi atti a favorire l'accesso al centro storico. Per cui noi, ad esempio, un esempio che conosco bene, a Moncaglieri abbiamo un centro storico in salita che non è accessibile, con la chiusura non è più accessibile alle persone con disabilità, ma neppure alle donne con un passeggino o chi ha problemi di deambulazione. Allora, in questo caso tu chiudi un centro, non metti un servizio, un mezzo pubblico, non metti degli apparati di risalita tipo ascensori, scale mobili per favorire, e poi parli che tu sei sensibile ai problemi della disabilità o degli ultimi, no? E questa è l'incongruenza e l'incoerenza di chi amministra le nostre città. E come dicevo prima, il loro unico obiettivo è quello di poter avere la cassa coperta per le loro iniziative ideologiche, no? E a Torino ne abbiamo di iniziative ideologiche. Vorrei ricordare che ieri Torino è stata oggetto di un'altra battaglia con quei delinquenti dei centri sociali, e a Torino abbiamo numerosi centri sociali che sono vezzeggiati dall'amministrazione, perché chi gli paga le spese di riscaldamento, di luce, di gas in questi fabbricati che sono pubblici? Ma chiusa la parentesi, proprio per dire come le risorse dei cittadini e delle multe vadano magari a pagare le spese per quelli che mettono a ferro e fuoco la città. Tu li conosci bene perché li hai vissuti anche sulla tua pelle, no? Le aggressioni di questi signori che cercano di cambiare la società e fare la rivoluzione, però mantenendo tutti i privilegi della società borghese. E questa gente mette a ferro e fuoco, brucia le macchine, le autovetture, ne fa tutte di tutti i colori, e le nostre amministrazioni in qualche modo non provvedono a chiudere questi centri sociali che sono appunto dei centri di illegalità, e poi viene a penalizzare, incrementare le sanzioni o aumentare i pedaggi. Cioè, mentre prima appunto per il Natale anche le amministrazioni si dimostravano come agramen verso i cittadini di fargli un regalo la domenica e non durante la settimana
di poter parcheggiare gratuitamente nella città, e hanno tolto anche questo. Come hanno accorciato, e tu lo ricordi, l'hai ricordato nelle passate trasmissioni, i periodi di sosta gratuita durante il mese di agosto. Una volta a Torino, fino a qualche anno fa, si poteva parcheggiare gratuitamente dal 1° al 30 di agosto perché gli operai della Fiat andavano in ferie in quel periodo. Man mano che è passato il tempo, sarà perché la Fiat sta chiudendo diversi stabilimenti e soprattutto il settore dell'automobile soffre una crisi occupazionale non incredibile, anche il comune ha ridotto il periodo di gratuità ad agosto della sosta nel centro della città, e questo è un segnale dei tempi. Questa amministrazione che non potenzia, e vediamo quanto durano i lavori, ha promesso di realizzare una seconda linea di metropolitana proprio per dare un'alternativa a chi non vuol usare l'autovettura, ed è anche giusto mettere in concorrenza il servizio pubblico col servizio privato. Ebbene, questa amministrazione che è elefantiaca nel realizzare le infrastrutture, ne abbiamo parlato per molto tempo del sottopassaggio del Lingotto, di via Pio VII e di altre strade che sono perennemente da decenni chiuse per dei lavori, e dall'altra parte invece immediata nel cercare di reperire le risorse per coprire tutte queste sue inefficienze. Però siamo in democrazia, il segnale dal punto di vista politico è che quando poi si va a votare, e tu lo sai benissimo Luigi, la preferenza viene data appunto a quei partiti che applicano, l'abbiamo visto in Europa, no? C'è una crisi dell'automobile, i cittadini hanno votato contro queste politiche green sull'automobile, eppure la Commissione europea è formata dagli stessi che hanno adottato e hanno intrapreso queste scelte, infischiandosene del voto dei cittadini. Però nel gioco democratico, negli equilibri che ci sono, questo gli è consentito, per cui i cittadini la prossima volta sapranno ancora di più chi votare fermamente per cercare di non scendere questa china pericolosissima. Arturo, per quanto riguarda il problema politico, è giusto che tu rispondi, perché voglio che tu ti comporti da politico, come sei appunto uno dei più grandi politici, che ripeto, sottolineo lì, della città di Moncalieri del Piemonte. Però chi decide certe cose ha i collaboratori all'altezza, perché qui l'annuncio del ministro delle infrastrutture, Matteo Salvini, dice: l'esame sarà più aggiornato ai tempi moderni, cioè dove cambiano le pratiche per la patente, ovvero sia, e qui una risposta politica tua, pratica mia, nel 2025 riguardiamo l'esame di guida. Lo annuncia il ministro delle infrastrutture Matteo Salvini, intervenendo al TG2 Post. Siccome ho una figlia che prima o poi arriverà a fare la patente, sto anche già ragionando con le scuole guida. Lui, però penso che anche chi ci sia intorno a lui sia all'altezza o meno. E questo sì, riguarda i ragazzi, su cambiare l'esame per fare la patente. L'esame sarà meno schematico, con le crocette alla ruota della fortuna, e più aggiornato ai tempi moderni, quindi meno fortuna, meno studio, ma di quello proprio scolastico e più pratica, più esperienza di strada. Cioè, ma secondo te lui va bene, ha tutte le idee chiare e giuste, ma chi ci sarà con lui per poi praticarle, metterle in atto e fare in modo che siano utilizzabili da noi, che le dobbiamo poi subire e sopportare, dai nostri figli, i nostri nipoti, i nostri parenti? Che ne dici, sia a livello tecnico che a livello politico? Allora, l'esame, cioè, io sono dell'idea che quello che funziona non si cambia, no? Come diceva quell'allenatore, squadra che si vince non si cambia. L'esame a quiz è stato creato
dopo che io e te abbiamo preso la patente, no? Quindi è stato fatto in modo per semplificare un po' l'esame e la procedura per ottenere la patente. Ricordo in un periodo dove la Fiat doveva vendere macchine, quindi non poteva avere dei cittadini, pochi cittadini che prendessero la patente, quindi è stato abbassato un po' il livello di approfondimento di quello che era l'esame della patente. Io mi ricordo che ai miei tempi ti chiedevano che cos'era il carburatore, adesso non esiste neanche più, ma ad esempio cos'era la valvola a farfalla, no? Dovevi anche sapere come funzionava il motore. Poi tutto questo è stato ridotto nei test successivi, e adesso che non c'è più la Fiat che deve vendere le macchine, magari c'è l'intenzione di renderlo un po' più approfondito l'esame. Io ho presente l'ambito universitario, dove per limitare il numero di iscritti si sono imposti i test in molte facoltà, i test di accesso. Ci ritroviamo adesso, ad esempio, a non avere più medici perché molta gente non ha superato il test e ha dovuto iscriversi ad altre facoltà. Allora, il problema è prima di tutto conoscere che cos'ha nella testa il ministro, che l'idea di riformarla magari è lodevole, è un'idea buona, perché appunto si dà la possibilità ai giovani di approfondire delle conoscenze che è dimostrato che con questo test, con questo sistema di acquisizione della patente non c'è, e bisogna vedere i burocrati cosa studiano. Io non vorrei che il funzionario di turno, la burocrazia che imperversa nel nostro paese, mettesse dei paletti più drastici e soprattutto più onerosi, perché ogni riforma porta anche a un incremento di spesa, no? Cioè adesso in Italia, se tu devi fare il rinnovo della patente, spendi 100 euro, no? E fai una visita medica. Tu magari puoi non conoscere tutte le norme del codice della strada, però se stai bene di salute, hai preso la patente da 50 anni, sono cambiate alcune norme, ma nessuno ti chiede di approfondire l'argomento. E anche in questo contesto magari ci sarebbe qualcosa da ragionarci sopra. Io ho anche l'esperienza di quello che sono i corsi professionali di aggiornamento per tutte le categorie che sono state realizzate per cercare di rendere anche le categorie sia imprenditoriali sia professionali aggiornate, no? Questi corsi di aggiornamento che poi alla fine della fiera si sono dimostrati solo come un costo aggiuntivo, perché ad esempio nei corsi professionali si pretende che un professionista che per tutta la vita o per 20 o 30 anni ha sempre fatto il suo lavoro su uno specifico tema, una nicchia di lavoro, si pretende che questo professionista si aggiorni anche per altri campi che non utilizzerà mai, per cui però deve farlo, deve pagare i corsi perché la legge dice così, altrimenti tu non puoi esercitare la professione. In Italia purtroppo c'è questo sospetto che tutte le riforme poi finiscano in un incremento di burocrazia, di costi per i cittadini e di complicazioni per la vita del cittadino normale che deve lavorare e produrre. Vedremo se questa proposta verrà formalizzata, vedremo cosa ci sarà scritto prima di esprimere un giudizio. Noi adesso possiamo esprimere un giudizio un po' critico su questo codice della strada per quelle considerazioni che abbiamo fatto, dove ad esempio non cambiano i giorni di notifica delle sanzioni. Adesso con l'elettronica, con il rilevamento automatico tramite apparecchiature elettroniche delle infrazioni, sarebbe possibile inviare tramite la posta certificata
nel giro di poche ore la sanzione al contravventore, quello che abbiamo sempre ripetuto. Ebbene, questo a tutela dei cittadini non è stato fatto, non è stato neanche ipotizzato, e sarebbe una norma di civiltà proprio per questo aggiornamento che si richiede a tutti, ma non si richiede all'apparato pubblico. L'apparato pubblico, la burocrazia può ancora rimanere alle norme del secolo scorso, dove ci va il timbro, la firma inautentica o quant'altro, per far sì che i funzionari non abbiano alcuna responsabilità. Allora, quando si richiede un adeguamento, un aggiornamento ai cittadini, bisognerebbe prima imporlo all'apparato, all'amministrazione pubblica, e questo purtroppo in Italia c'è una certa sordità in questo settore e una strabicità. Quando si modifica qualcosa è sempre solo il cittadino che deve farne le spese. Sì, Luigi, cosa? Io la penso così. No, ma Arturo, c'è anche l'altra novità, perché parlando del nuovo codice della strada, prossima settimana ti leggo man mano che parliamo di nuovi articoli. Guarda che per esempio, tanto qui puoi rispondere tranquillo, dice i neopatentati, Salvini ha detto che vuole rivedere per prendere l'esame. Io parlo di chi l'ha preso. Cosa dicono? Occhio, sono previste delle strette, e dice che verrà innalzato, poi voglio la tua conferma o la tua sempre appoggio oppure negazione, dice che verrà innalzato a 3 anni invece che 1 anno il limite temporale in cui un neopatentato non potrà guidare le auto più potenti, cioè le auto di categoria M1. La potenza specifica è passata dagli attuali 55 kW ai 75. Quindi per i primi 3 anni Arturo, per il nuovo codice della strada, i neopatentati non potranno guidare autoveicoli con una potenza superiore a 75 km e autovetture con potenza massima di 105 kW, ovvero 142 cavalli, anziché 70. Se un minorenne viene scoperto alla guida senza patente, è ubriaco o drogato, Arturo, dovrà aspettare poi fino a 24 anni di età per guidare un'auto. Quindi se lo beccano a 17 deve stare 7 anni. Bisogna valutare tutto, Arturo. Inoltre ci sono anche delle novità che riguardano il foglio rosa. Te lo ricordi che ce lo davano prima della patente, durante il corso, almeno abbiamo fatto così. Chi lo avrà ottenuto, dice, potrà esercitarsi con qualunque persona che abbia i requisiti necessari al suo fianco solo dopo aver effettuato esercitazioni in autostrada o su strade extraurbane e con il buio, con un istruttore abilitato e autorizzato di un'autoscuola. Quindi comincia a essere un po' complicato, lo capisco male io. Quindi solo dopo un numero minimo di ore di esercitazione che dovranno essere stabilite dal Ministero dei Trasporti, tu sai già quante sono, l'autoscuola rilascerà un'apposita certificazione che chi non avrà la certificazione rischia, qui è quello che io leggo volentieri, una multa da 430 euro a 1731 euro, sanzione che si applicherà anche alla persona che fugge da istruttore. Che ne dici, Arturo? Sì, sai che io sono un provocatore, mi viene in mente il recente fatto di cronaca di Rami, no? Dove c'era un ragazzo che senza patente guidava una moto, uno scooter di grossa cilindrata. Cosa è successo? Non si è fermato all'alt, no? E allora io voglio vedere se questo ragazzo incorrerà in tutto quello che hai letto, oppure, poiché questo
e un cittadino particolare, chiamiamolo così, tutte queste norme non lo sfioreranno, perché poi arriviamo all'assurdo che c'è, per una volta che succede, magari un cittadino che si è comportato onestamente per tutta la vita incappa in queste cose e le norme draconiane gli imporranno di pagare la multa, tutte queste infrazioni. C'è qualcuno che abitualmente non osserva queste norme e che continua a farlo, nonostante tutte queste già severe norme che esistono attualmente. Inasprire le norme, che magari può essere un deterrente, sì, per le persone oneste che hanno paura a infrangere le regole, per altri che non hanno paura di infrangere le regole sarà uguale. E quindi mi fa arrabbiare un po' questa cosa, perché io che osservo tutto, una volta mi succede magari di rispondere al telefono, perché diciamocelo chiaramente, no? Qualche volta può scappare, no? Va bene che non mi fermeranno, perché in Italia non fermano nessuno, ma qualora dovessi essere sfortunato e di essere sanzionato per una volta, mentre chi lo fa abitualmente e non deve rispondere a nessuno poi, perché non pagando già le multe adesso, non le pagheranno dopo, e questo mi fa arrabbiare per questa discriminazione nei miei confronti rispetto ad altri cittadini che continuano a fare quello che vogliono. Allora, tutto bene quando si va nella direzione della sicurezza e del salvaguardare vite umane, però bisognerebbe anche differenziare queste sanzioni nei confronti di chi non è un delinquente abituale, perché visto che i delinquenti abituali continuano a non pagare, a infischiarsene delle norme, e mentre i cittadini devono pagare tutto. Quindi io mi arrabbio per questo. Poi è tutto legittimo, tutto giusto, ma noi siamo una radio libera, quindi dobbiamo esporre anche le nostre critiche, le nostre perplessità. La nostra onestà intellettuale ci fa dire che appunto non è tutto rose e fiori, e quindi noi lo diciamo. Tu Luigi cosa ne dici? Niente, siamo quasi in chiusura, per quello che io ti volevo dire, perché guarda che nei prossimi giorni, prossime settimane ne abbiamo un mucchio, perché questo nuovo codice della strada è abbastanza grande, è più di un Vangelo, lo sai, no? Quindi non è che possiamo fare tutto in un'ora, però punto per punto, come quello che ti ho letto, qui riguarda una cosa abbastanza seria, perché se è così c'è la buona volontà, c'è la giustizia e c'è la chiarezza, però la messa in pratica è quella che mi crea problemi, è quella che tu non hai ancora chiarito. Si mettono in pratica per tutti realmente o sono solo scritte? Perché la gente mi chiede, vabbè, finché c'è scritto nero su bianco però nessuno la applica, allora dove siamo? Perché allora qualcuno che per una volta sbaglia poco, magari in 20 anni fa un errore solo e paga che non ce la fa più, l'altro che sbaglia tutti i giorni non viene mai accusato di niente, e questo è il punto. Quindi come le vedi le cose? A parte che gli interventi sono giustificati, ma le prese di posizione, le soluzioni sono corrispondenti, sono valide o sono solo presupposti? E questa è la risposta. Poi Arturo ti conviene chiudere perché siamo già arrivati al termine, vai. Sì, io saluto gli ascoltatori, auguro una buona giornata a tutti, un saluto alla regia e a sentirci sabato prossimo. Buona giornata. Ciao Arturo, grazie. E io voglio dire Ciao, che chi ha dei problemi, vuole chiedere qualcosa, può chiamare la radio 0292947222 oppure inviare dei messaggi per chiedere al 340 6709 659 e la radio poi tiene nota o ce lo farà presente o lo scrive, ce lo farà. Invece chi vuole invece parlare con noi, anche con l'architetto che sentite volentieri, voi chiamate il 328
07 15 232 e noi siamo a None, via Volvera 3. Siamo presenti col personale a disposizione il martedì, il mercoledì, il giovedì e il venerdì dalle 14 alle 16 tramite appuntamento, proprio per evitare che poi ci siano, come detto all'inizio, troppe persone. Non vi do ancora gli auguri di buon Natale e buone feste, perché sabato, avendo la salute, dovremo essere di nuovo in collegamento e lì spiegheremo ancora come sarà attuato già in questi primi 7 giorni il codice della strada che abbiamo letto all'inizio della trasmissione, e in più tutti i punti che ci sono che andremo a verificare di volta in volta. Quindi io mi auguro che gli ascoltatori siano soddisfatti della nostra prestazione, si ricordino, io voglio ricordare loro che siamo un'associazione di volontari, quindi tutti professionisti, tecnici ed esperti, tutti volontari a titolo gratuito a servizio esclusivo del cittadino. Quindi ringrazio a nome di tutto il gruppo e dei miei anche collaboratori dei disabili, Ufficio Rapporti Sociali con i Disabili, e ringrazio appunto la nostra Radio Libertà e ci risentiamo sabato prossimo. Un abbraccio e un bacione a tutti. Grazie a voi studio.